Guardate che bellezza, questo è il Monte Cinto, uno dei più famosi, una delle più famose, diciamo, realtà dei Coljuganei. Ce ne sono anche delle altre, l'altro famoso è il Monte Venda. Noi siamo a Lozzo a Testino, storico paese ai piedi proprio dei Coljuganei, da cui parte il viaggio di questa settimana che ci porterà tra le province di Padova e di Vicenza. Qui siamo all'agriturismo Le Pergolette, tante belle cose, sigla. Abbiamo detto allora di essere all'ombra dei Coljuganei e vedete qui tante belle cose. Allora questo è l'agriturismo Le Pergolette. Perché Le Pergolette? È il nome della via e anche una caratteristica della zona. Cioè, viene da pergola? Viene da Pergola perché diversi anni fa i vigneti qua della zona erano appunto a Pergola. Allora, però diciamo che noi siamo qui perché loro sono stati furbi, perché hanno saputo ammodernare la loro attività, la vostra attività, chiedendo un finanziamento al programma di sviluppo rurale, poi parleremo meglio dell'attività dell'agriturismo, e quindi voi proprio per ammodernamento e competitività avete chiesto un finanziamento sulla misura 121 e avete acquistato, sistemato delle cose, acquistato delle altre, cioè? Esattamente, abbiamo praticamente un appartamento, l'abbiamo trasformato in una sala polifunzionale per la lavorazione delle carni. Ecco, questo perché voi avete trasformate appunto in particolare i maiali in salumi. Sì, esattamente, e alleviamo dei maiali all'ingrasso per fare appunto i salumi, quindi la soppressa, il salame, la pancetta, la coppa, il carré. Adesso a questo punto siamo curiosi, qual è il menù tipico diciamo dei Coljuganei e quindi il vostro? Beh, senz'altro diciamo, vabbè, gli antipasti, quindi gli antipasti di casa, la cosa tipica della zona è la soppressa. Il pane tipico della zona, che in genere è poco conosciuto, è il schisotto, che è un pane povero che anticamente veniva fatto sotto le brace. La pasta fatta in casa, i bigui soprattutto, è la pasta più richiesta, e dopo andando sui secondi, qua sulla zona Colli va tanto la carne alla brace, a carne ai ferri, quindi la pancetta piuttosto che la braciola, la salsiccia ai ferri, il pollo. Vino rosso, vino tipico di qua di Colli è il Cabernet Franc oppure il Merlot, però diciamo come boccato viene preferito comunque il Cabernet. Grazie, terminiamo qui, grazie con Cristian Tiongnolo. Noi siamo qui appunto all'agriturismo Le Pergolette qui a Lozzo a Testino, proprio dietro i Coljuganei, e adesso continuiamo il nostro viaggio, ma andiamo in provincia di Vicenza, andiamo a Bassano del Grappa. Le graduatorie dei bandi 2014 del PSR Veneto sono disponibili nel bollettino ufficiale regionale www.regione.veneto.it e nel sito web di Avepa www.avepa.it. 17,5 milioni di euro previsti nella proposta di PSR Veneto per supportare gli investimenti in tecnologie forestali, nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Il futuro PSR prevede un intervento per il risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, malattie delle piante ed eventi climatici. I dettagli su piave.veneto.it. Franco, c'è poco da ridere, noi ridiamo ma c'è poco da ridere. Allora, amici e amiche, benvenuti a questo spazio dedicato ai consumatori, in modo particolare alla tutela del consumatore. Siamo arrivati fino a Bassano del Grappa per incontrare Franco Poli di Adiconsum. Dicevo, Franco, noi ridiamo ma c'è poco da ridere. Anziani, persone deboli, persone che in qualche modo vengono avvicinate e poi truffate, è il caso di dire, come li possiamo tutelare, come li possiamo difendere? Allora, li possiamo difendere dicendo loro che prima di firmare un contratto, prima di dare risposte affermative alle telefonate, ci devono pensare ed eventualmente hanno la possibilità entro 10 giorni lavorativi
di disdire, di recedere da questo tipo di contratto che hanno sottoscritto o che hanno in qualche maniera accettato. Fammi capire, io non solo non ho firmato, ma anche telefonicamente, senza rendermene conto, potrei già aver firmato un contratto senza saperlo. Certamente, questo succede nella maggior parte dei casi. E chi telefona parla molto velocemente, l'interlocutore che riceve la telefonata molte volte non capisce che cosa gli viene proposto e con domande subdole sostanzialmente dà degli assensi e questi assensi si traducono in un contratto. Loro registrano. È un contratto valido a tutti gli effetti. Avete capito? Se poi siete caduti in questo tranello, se sono stati truffati, Franco, c'è il famoso diritto di recesso. Certamente, diritto di recesso che vale 10 giorni lavorativi e bisogna farlo sempre per iscritto con una raccomandata con ricevuta di ritorno, non per telefono, non per fax, raccomandata ricevuta di ritorno. Avvicinatevi e conoscete questi amici perché lavorano per voi. Franco, grazie ancora una volta Grazie del tuo a lei. importante contributo. Adesso passo la linea al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò al Parco delle Grotte di Oliero. E noi rientriamo in provincia di Padova e ci siamo spostati proprio nel sud, questa è Sant'Elena d'Este, a 2 passi ovviamente da est, e qui vedete siamo in un ambiente splendido, siamo tornati nel 1500, vero? Circa 1600, una barchessa del comune che è stata già acquistata dal comune circa 10-15 anni fa. Oggi cercheremo di rivisitarla in chiave moderna per il nostro paese. E cosa avete sistemato? Abbiamo sistemato il sottoportico grazie al GAL della Bassa Padovana che in un qualche modo ha potuto darci un finanziamento per sistemarlo. Oggi lo vediamo, è appena finito e quindi abbiamo rimesso le carreggiate e il pavimento che una volta c'era, quindi abbiamo ripristinato la valenza storica della barchessa comunale. E perché il GAL ha finanziato tutto ciò? Il GAL ha finanziato tutto ciò perché rientra in un progetto denominato Città Storiche, Mercati Rionali e Contadini tra Piazze, Corti e Barchesse, Bel nome però, dove abbiamo voluto rivalorizzare il ruolo del mercato come momento di incontro e abbiamo finanziato anche una sede che è questa di Sant'Elena per ricostruire il mercato. E soprattutto abbiamo voluto far conoscere ai turisti i mercati, che sono 30 nella nostra area, con una sinergia fra i comuni. Villa Estense ha fatto un po' da capofila, no? Villa Estense ha fatto da capofila per un progetto cosiddetto Pechete, perché è Cosa vuol dire Pechete? Pechete significa orma in Veneto e sono le impronte lasciate dai piedini dei bambini che giocavano qui nei campi e che vogliamo siano lo spirito guida che porta alla riscoperta delle nostre bellezze del territorio, dei beni architettonici, della gastronomia, dell'accoglienza. E quindi su questo avete coinvolto le scuole, allora cosa avete capito di questa barchessa? Allora, il termine barchessa deriva dall'uso veneziano che veniva attribuito a questi luoghi, ovvero di recupero e restauro delle barche. Nelle nostre zone però invece delle barche venivano custodite e messo ad essiccare il grano turco pronto dopo per essere utilizzato. Che bravi, avete capito tutte queste cose, voglio un applauso per lei. Brave, allora, complimenti. Allora, vedete quante belle cose abbiamo imparato qui. Ovviamente tra Villa d'Este e Sant'Elena, Villa Estense e Sant'Elena d'Este, allora niente, è stato molto bello vedere queste cose, sono cose che come avete capito sono state finanziate attraverso il GAL, cioè il programma di sviluppo rurale, in questo caso le misure 421, 323, 313 e adesso chiudiamo, vi avevo promesso un parco e andiamo a vedere un bel parco in provincia di Vicenza, ovvero il Parco delle Grotte di Oliero. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci per la parte conclusiva della nostra trasmissione, mi sono spostato ad Oliero di Valstagna, sono nelle grotte del parco di Oliero di Valstagna, sono con Ivan Pontarollo che è il gestore di questo che è, come lo posso definire Ivan? È un sogno? Un paradiso terrestre come l'ha definito Georgine Sand nel suo libro Lettere di un viaggiatore.
Allora, diamo subito un'ubicazione esatta agli amici che ci seguono da casa. Dove ci troviamo fisicamente? Fisicamente siamo in provincia di Vicenza, lungo l'asse della valle del canale di Brenta, la valle del Brenta tra Padova e Trento. Siamo a circa 50 km da Padova e a 80 da Trento. E tra i due massicci carsici del Monte Grappa di fronte a noi, e noi siamo sulla pancia dell'altopiano di Asiago. Parco delle Grotte perché? Parco delle Grotte perché il nostro carissimo Parolini più di 180 anni fa le ha scoperte nel 1822 e nel 1832 le ha rese turistiche. Dell'attività turistica ne parliamo fra un frammento di secondo, dimmi prima però che cosa possiamo vedere qui. Possiamo vedere delle attrazioni importantissime legate sicuro all'ambiente carsico e all'ambiente montano. E poi anche per quanto riguarda la nostra storia e la cultura della Val Brenta, siamo il paese internazionale riconosciuto a livello internazionale delle zattere, dunque tutto il trasporto del legname veniva portato dal Piave e dal Brenta, circa 40.000 tronchi all'anno. Non solo, abbiamo il Museo delle Cartiere che da poco è stato inaugurato qui alle Grotte di Oliero, il Museo di Speleologia e Carsismo e il museo etnografico. Diciamo che siamo in un piccolo paradiso, magari non molto conosciuto, però ha delle grandi potenzialità che noi in questi 20 anni di attività abbiamo cercato di valorizzare. Ho visto tantissimi bambini che si divertono, che succede? Succede che noi abbiamo creato il centro didattico Vivere il Fiume circa 15 anni fa, e sono per noi una grande soddisfazione, ma soprattutto in questi tempi anche una grande possibilità di lavoro sul territorio. Salutiamo gli amici e le amiche che ci hanno seguiti da casa e naturalmente il nostro Mimmo Vita che ha condotto la trasmissione accanto a me. Arrivederci.